Di legge nazionale per la modifica del nostro statuto, in particolare per l'eliminazione delle province. Ora, in questi giorni, è passato in commissione alla Camera una proposta di legge di modifica costituzionale a livello di Costituzione italiana, appunto sullo stesso argomento. Ora è stato assegnato ed è stato anche preso in esame, per cui presto potrà anche essere portato direttamente in aula. Ora, questa mia interrogazione è per sollecitare e avere eventualmente notizie su a che punto è la nostra proposta di legge nazionale e cercare appunto in qualche modo di tenere alta l'attenzione su questa nostra richiesta. Grazie. Risponde l'assessore Panontini. In relazione all'hearing oggetto, preciso quanto segue. Il testo unificato della proposta di legge 1373, proponente Crimi, e della AS 131 e altri è stato approvato in sede di Commissione Affari Costituzionali il 4 giugno 2014. Il 25 marzo 2014 è stata richiesta da parte del senatore Crimi la procedura d'urgenza, procedura che può essere avviata dal proponente, dal Presidente della Commissione competente o da 8 senatori. La proposta di legge costituzionale del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia è giacente alla Camera e al Senato e ancora da segnare come pure l'analoga proposta di legge costituzionale della Regione Sardegna. Per quanto riguarda la domanda rivolta al Presidente della Regione, se è a conoscenza di nuove ulteriori informazioni, io non ho ulteriori elementi utili al riguardo. Chioso però questa risposta molto laconica e stringata per dire che condivido il fatto che ci sia l'opportunità e la necessità di imprimere ogni utile pressione politica affinché venga calendarizzato, venga insomma dato seguito al lavoro che quest'Aula ha licenziato. Per parte mia lo sto facendo con riferimento ai rappresentanti politici di questa Regione che siedono al Senato. Auguro a tutti di potersi muovere nella stessa linea e sono sicuro che lo sta facendo anche la Presidente. Grazie. La parola alla consigliera Bianchi per la replica. Grazie. Apprendo che esiste giacente un'analoga proposta anche dalla Regione Sardegna. Suggerisco, o magari insomma, se è possibile, di riuscire a racimolare 8 senatori fra Friuli, Venezia Giulia, Sardegna e qualcun altro per fare una richiesta di urgenza. Grazie.